La dichiarazione rilasciata dall'assessore alla mobilità di Venezia, Renato Boraso, ha fatto il giro d'Italia e suscitato non poche polemiche. Il componente della giunta di Luigi Brugnaro, nella vigilia pasquale, aveva detto alla Nuova Venezia: se proprio non si troverà una soluzione, la via d'uscita estrema per recuperare le risorse c'è, possiamo vendere la Giuditta seconda di Klimt. Parole pronunciate in riferimento alla realizzazione del Bosco dello Sport, il progetto dell'area sportiva a Tessera con il nuovo stadio fortemente voluto da Brugnaro. E ancora, diceva Boraso, nel 2015, quando l'idea venne al nostro sindaco Luigi Brugnaro, l'idea cioè di vendere il capolavoro di Klimt, l'opera era valutata a 70-90 milioni di euro. Adesso varrà sicuramente di più, proprio la somma di cui c'è bisogno, quindi vendere il capolavoro di Klimt per realizzare il nuovo stadio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 11 aprile 2023, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno è il caso che è scoppiato a Venezia: vendere un Klimt per il nuovo stadio dei veneziani. Appunto, l'assessore poi ha rettificato, l'assessore Boraso, e ha detto, dopo le polemiche che si sono sollevate in tutto il paese, ebbene, è stata semplicemente una provocazione. Era per dire che la città non molla sul Bosco dello Sport. Si giustifica così l'assessore della giunta Brugnaro, che oggi in una breve intervista sulla Nuova Venezia parla del progetto dell'area sportiva a Tessera con il nuovo stadio, per il quale l'Europa ha per ora bloccato i 93 milioni di euro dello stanziamento del PNRR previsti sui 308 milioni necessari, non ritenendolo un progetto di riqualificazione urbana e chiedendo chiarimenti al comune. Insomma, Roberta De Rossi, giornalista della Nuova Venezia, chiede a Boraso come le è venuto in mente di ritirare in ballo la possibile vendita della Giuditta di Klimt nella collezione del museo di Capesaro, e Boraso prova a spiegarsi così: ho voluto fare una forte provocazione per dire che la città non molla e non vuole mollare sul Bosco dello Sport ed è pronta a tutto. La giornalista incalza chiedendo a quale scopo una provocazione di questo tipo, e insomma, vendere la Giuditta seconda di Klimt, patrimonio culturale della città di Venezia, per saldare i 90 e passa milioni del PNRR non è sostenibile. Ok, la provocazione, ma come si fa a parlare di pesce d'aprile in ritardo, come ha fatto il comune nel comunicato stampa dove smentisce la vendita del dipinto? Sì, perché la replica ufficiale del comune di Venezia, arrivata nella serata del giorno di Pasqua, è stata quella di virgolettare una smentita dell'assessore Boraso rispetto appunto alla sua proposta di vendere la Giuditta seconda di Klimt per finanziare il Bosco dello Sport, facendola passare per un pesce d'aprile consegnato in ritardo alla Nuova Venezia. Boraso non è nuovo a queste boutade, si legge nel testo inviato alle redazioni dal portavoce del sindaco Brugnaro, Alessandro Bertasi. Il 1 aprile aveva rilanciato su Gazzettino e Corriere del Veneto la ripresa del progetto della sublagunare con tanto di disegni del fantomatico professore giappone Mizuno Nasai, abbandonato in realtà nei primi anni 2000, ma le due testate, conoscendolo, ne avevano colto la vena ironica. Quindi insomma, secondo la nota ufficiale del comune di Venezia, la proposta di vendere la Giuditta di Klimt per realizzare lo stadio sarebbe un pesce d'aprile in ritardo. Lettura diversa però da quanto dichiara lo stesso Boraso nell'intervista appunto di oggi alla Nuova Venezia, che subito abbandona la tesi del pesce d'aprile e parla di una provocazione Armageddon per smuovere le acque sui finanziamenti per il Bosco dello Sport. Nel comunicato di Pasqua l'assessore diceva: ho animato la discussione sulle tavole di Pasqua e Pasquetta, il Klimt resta a Venezia,
anzi ora è al Mart di Rovereto in prestito, ma tornerà presto a Capesaro. Insomma, uno scivolone, l'ennesimo scivolone da parte della giunta di Luigi Brugnaro, ma per il momento non dovrebbero esserci pericoli di una vendita della Giuditta di Klimt per finanziare appunto la realizzazione di uno stadio che, secondo l'Europa, il progetto complessivo del Bosco dello Sport, non costituisce un progetto di riqualificazione urbana. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e ci occupiamo dei nodi della sanità veneta. Sui quotidiani del gruppo Gedi si parla di liste d'attesa e in particolare di una norma poco conosciuta che già esiste a livello nazionale. Le ULSS devono rimborsare i pazienti costretti a rivolgersi alle strutture private. Questo il titolo di un articolo firmato da Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi, un titolo che è in realtà un virgolettato della consigliera regionale Erika Baldin, che assieme ad altri consiglieri dell'opposizione ha presentato in Commissione Sanità un progetto di legge che vada ulteriormente a specificare questa possibilità già prevista da una norma nazionale. Spiega Baldin del Movimento 5 Stelle, è già così ma le persone non lo sanno, quindi va spiegato ai pazienti questo loro diritto all'interno di ciascuna ricetta medica. Allora leggiamo l'articolo di Laura Berlinghieri. I cittadini che nella richiesta di erogazione di una prestazione sanitaria prescritta dal medico di famiglia si trovano di fronte al muro delle liste d'attesa bloccate hanno diritto di rivolgersi al privato, venendo ristorati dall'ULSS di appartenenza della differenza di spesa sostenuta. Lo stabiliva una legge, il decreto legislativo 124 del 98, sostituito nel 2017 dal collegato alla legge regionale veneta di stabilità, che ricorda ai cittadini i termini per l'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale urgente, breve attesa, differita, programmabile, rispettivamente 24 ore, 10 giorni, 30 giorni, 60-90 giorni a seconda dell'indicazione del medico prescrittore. Qual è il punto? Che esiste la possibilità di ottenere, in caso questi tempi non siano rispettati, l'erogazione della prestazione nell'ambito dell'attività libero professionale intramenia, quindi non nelle strutture private vere e proprie, ma nella attività privata svolta dai medici all'interno delle strutture pubbliche. Il tutto ponendo a carico dell'ULSS locale di appartenenza il costo della prestazione. Ebbene, questo lo ricorda Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, lo ricordava la legge regionale di stabilità, perché appunto si tratta di una legge sconosciuta ai più. E proprio da questo presupposto parte la proposta di legge regionale ora al vaglio della Commissione Sanità a Palazzo Ferrofini. Chi nel pubblico non riceve entro i termini stabiliti dal medico di base la prestazione a cui avrebbe diritto, spiega Baldin, può ottenerla in regime di libera professione intramuraria pagando lo stesso identico ticket. La proposta di legge che ho presentato prevede che questo diritto sia scritto e spiegato all'interno della ricetta medica per informare i cittadini di questa loro possibilità. Il progetto di legge prevede anche che i CUP e i medici curanti debbano spiegare, informare i cittadini rispetto a questo diritto, appunto, cioè la garanzia del rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla ricetta medica. Quando le liste d'attesa sono troppo lunghe, quindi scatta la possibilità di accedere alla libera professione intramuraria, quindi l'attività privata dei medici della sanità pubblica, che si svolge sempre all'interno delle strutture pubbliche, dove le liste d'attesa sono molto più brevi e quasi inesistenti e dove quindi vengono sempre garantiti i tempi. Ecco, il cittadino ha sempre diritto di ricevere la prestazione sanitaria nei tempi stabiliti dal suo medico di base. Vedremo come proseguirà l'iter di questo progetto di legge all'interno della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre due notizie. Una legge per fermare orsi e lupi. La presenta un deputato leghista
Sindaco del comune di Tarzo nella sinistra Piave trevigiana è Gianangelo Boff, esponente della Lega di Treviso, che dice: ora dateci la possibilità di abbattere orsi e lupi, qui la gente ha paura e nei casi più gravi gli enti locali devono poter eliminare appunto questi animali. Nel mio comune c'è un branco numeroso, racconta Boff, lo dicono le fototrappole, il problema esiste ma non si affronta per motivi ideologici, e quindi presentata in Parlamento una legge per mettere un freno al proliferare di orsi e lupi attraverso trasferimenti dalle zone più popolate, sterilizzazione e nei casi più gravi abbattimenti decisi direttamente dalle autorità locali. Questo è il cuore della proposta, che naturalmente è destinata a far discutere. Nel frattempo c'è lo sfogo della madre di Andrea, il runner ucciso in Trentino da un orso, che sarebbe, secondo la madre, appunto una vittima annunciata. Si è sempre fatto troppo poco, dice, e la famiglia accusa la provincia e lo Stato di essere immobili. Nel frattempo l'associazione animalista LAV si rivolge al TAR e dichiara che è inaccettabile ammazzare l'animale che ha a sua volta azzannato e ucciso il runner Andrea Papi. La notizia sul Gazzettino di oggi e anche sui quotidiani del gruppo Gedi, leggiamo il titolo: daremo giustizia ad Andrea, l'appello della famiglia del runner ucciso in Val di Sole. La LAV invece si oppone all'eliminazione dell'orso, gli animalisti annunciano ricorso contro l'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. La fidanzata del ragazzo interviene contro Selvaggia Lucarelli, banchettate sul dolore altrui, insomma una richiesta di rispetto da un lato per il dolore di una famiglia che ha perso un figlio, naturalmente dall'altro la legittima istanza della tutela della fauna animale. L'ultima notizia di oggi riguarda invece il cibo e in particolare una delle più importanti rassegne gastronomiche della regione. Torna formaggio in villa a Cittadella, è sfida di sapori e aromi. La notizia sul Gazzettino di oggi: al via da venerdì 14 a lunedì 17 la grande manifestazione dedicata ai prodotti caseari, con degustazioni e un calendario di appuntamenti enogastronomici. Per le vie del centro della città murata 160 espositori da tutta Italia, con una massiccia presenza naturalmente del Veneto. Tra gli appuntamenti imperdibile anche l'assegnazione dell'Italian Cheese Awards tra 100 assaggi diversi, ampio spazio anche alle nuove frontiere, la fabbricazione di specialità biologiche, scrive Claudio De Mina nel suo articolo per il Gazzettino di oggi. E per questo martedì è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato anche oggi Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.